Direttore Benazzi, come ha detto lei prima, oggi è una giornata di stallo per quanto riguarda i ricoveri dovuti al Covid-19 nel territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Sì, assolutamente sì. Sostanzialmente oggi abbiamo tanti dimessi quanto tanti entrati dei pronti soccorsi. Diciamo che l'area ancora a rischio è quella di Asolo, dove anche stanotte abbiamo avuto 6 persone entrate, che sono praticamente il doppio di quelle che sono entrate stanotte all'interno del Cafoncello, quindi un po' un'area da tenere sotto controllo e con un attimo di attenzione è ancora quella dell'Asolano. Per carenza di vaccino stiamo tenendo uno standard di circa 5.000 vaccinazioni al giorno, che sono distribuite tra Pfizer e AstraZeneca. E ovviamente le categorie sono quelle ed è importante mantenersi a queste, ci si iscrive sul portale. Sono sostanzialmente gli over 80 che stiamo finendo completamente la vaccinazione di queste persone anziane, insieme ovviamente poi i medici di famiglia che andranno a domicilio, quindi dovremo chiudere queste classi di età. Poi 70-79 che sono l'altra classe posta appunto dal commissario della regione, e i fragili, i superfragili e i disabili, le persone disabili che ovviamente anche loro potranno accedere tramite portale. Sì, devo ringraziare i medici di famiglia, è stato firmato un accordo importantissimo, io ritengo, dove si farà una giornata, chiamiamola Vaccination Day, una giornata di vaccinazione, dove tutti i medici di famiglia verranno forniti di Pfizer, andranno a domicilio a ovviamente vaccinare i loro assistiti over 80.